Ancora Puledri di 3 anni alla terza corsa Arcoveggio, 1 Dr. Caff, 2 Deba dell'Olmo, 3 Doi Ramon, 4 Detto Fatto di L, 5 Deddi Buio, 6 Dama di Corte, seconda linea, 7 Deniro Bez. Favori per Dr. Caff, numero 1 Lorenzo Baldi in sediolo. Alternative principali, Detto Fatto di L e Doraemon. In partenza lottano Doraemon e Detto Fatto di L, con Doraemon che va a condurre, Detto Fatto però insiste e attacca. Sbaglia però Detto Fatto di L e così si ritrova in testa, Numero 4, mantiene Detto il comando Fatto di L, Doraemon, squalificato. presto avvicinato da Dr. Caff che Numero 7, Deniro Bez, va subito squalificato. a rilevarlo al comando. Non si oppone Doraemon e Dr. Caff conduce quindi al completamento dei 400 in 37. In vantaggio quindi il favorito, lascia non meno di 3 lunghezze di distanza Doraemon che segue in seconda posizione davanti a Deba dell'Olmo, poi in fila indiana il resto dei concorrenti. Completato intanto i primi 600 metri di gara e situazione tattica invariata, quarta posizione lungo la corda per Dama di Corte davanti a Deddi Buio, mentre Detto Fatto di L insegue a una ottantina di metri dalla testa. Completati intanto i primi 800 in 1 minuto e 8 decimi. Si affronta ora il chilometro con Dr. Caff che lo può percorrere nell'ordine dell'1:15:4. Sempre nettamente in vantaggio su Doraemon, terza posizione per Deba dell'Olmo che si avvicina. Più indietro c'è Dama di Corte, intanto si invola verso il traguardo Dr. Caff che acquisisce una quarantina di metri di margine sui rivali, la lotta è soltanto per le migliori piazze, in netta evidenza Dr. Caff, mentre un po' in crisi Doraemon viene attaccato da Deba dell'Olmo che lo sopravanza l'ingresso in retta d'arrivo. Intanto Dr. Caff rifinisce la propria prestazione, viene a vincere nettamente Dr. Caff e Lorenzo Baldi. Secondo posto per Deba dell'Olmo, al terzo è Dama di Corte che precede Doraemon, 1:14:2 con 29:4 a chiudere il successo mai in discussione per Dr. Caff e Lorenzo Baldi. Training dello stesso Lorenzo Baldi per conto della signora Angela Affinito. Bel primo piano per Dr. Caff che conferma i suoi mezzi. Un bel 43,7 a chiudere per l'allievo di Lorenzo Baldi che guida dopo i primi 300 metri di gara e poi si invola verso una facile vittoria.